Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Via i lavori per la realizzazione della metro leggera a Cosenza, traffico sostenuto su Viale Parco, sulla carreggiata ancora aperta e caos sulle strade alternative. Intanto il comitato No Metro indice una conferenza stampa. Nuovi sopralluoghi dei tecnici nominati dalla procura di Castrovillari sulle gole del Raganello, ispezionato un tratto che va dal Ponte del Diavolo in su per circa 700 metri. Resta in carcere l'uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una tredicenne. Oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Cosenza. L'abuso sarebbe avvenuto nei pressi della stazione di Vaiolise. Il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli al campo raduno dei volontari che si è concluso a Lamezia. Puntiamo a migliorare, ha detto, il sistema di allerta meteo. A San Ferdinando, fatti passi in avanti, il garante dei detenuti Mauro Palma ha visitato l'area attrezzata per i migranti, appello al ministro per contrastare il caporalato. Ha deciso di investire nei giovani e nella loro formazione il sindaco di Miglierina nel Catanzarese, che ha destinato i soldi di sagre e feste in buoni libri per gli studenti delle medie. In attesa della ripresa del campionato, il Cosenza testa l'organico a disposizione di Braia con Matera e Virtus Francavilla, prove convincenti per i rossoblù che attendono il responso del giudice sportivo sul caso Cosenza Verona. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Apriamo parlando della metropolitana leggera che collegherà Cosenza Rende all'Unica, un'opera che divide. Il comitato No Metro ha indetto una conferenza stampa, ma intanto i lavori sono iniziati. Questa mattina traffico sostenuto su Viale Parco, sulle carreggiate ancora aperte, caos sulle strade alternative, diverse le telefonate giunte al nostro centralino che lamentano i disagi di automobilisti e pendolari. Gianluca Pasqua, sentiamo. Da una parte le ruspe, pronte a cambiare per sempre il volto di Viale Giacomo Mancini e dare il via all'operazione Parco del Benessere, il giardino lungo 2 chilometri attraversato dalla metro tranvia Cosenza Rende Unical. Dall'altra, la carreggiata ancora non inibita al traffico, utilizzata in direzione sud per dirottare parte della circolazione prima ospitata sulle 4 corsie. È lunedì mattina del primo giorno di lavori, quella che vedete è la situazione della viabilità cosentina che accompagnerà gli automobilisti nella prima fase dell'intervento. Il traffico è intenso ma scorrevole, si procede lentamente, senza particolari intoppi, non si sente il suono del clacson tipico e gli ingorghi. Più problematica la situazione sulle strade alternative. A Via Popilia, dove già sabato si è registrato qualche disagio, il traffico a doppio senso di marcia è molto intenso. Ai normali volumi si è aggiunta la parte della mobilità in transito in direzione nord, così come Via 24 Maggio, altra alternativa Viale Parco per chi deve viaggiare in direzione Rende. Un equilibrio delicato che può andare in tilt in presenza di auto parcheggiate in doppia fila o altri comportamenti scorretti, ecco perché è necessaria un'attenzione maggiore da parte della Polizia Municipale. La sostenibilità del nuovo sistema viario sarà testata nel corso delle prossime settimane, in concomitanza con l'apertura delle scuole e nelle giornate di maltempo, quando il rischio di congestione del traffico è davvero molto alto. Un altro sbocco utile per la viabilità si avrà quando sarà consegnata la nuova arteria che da via Reggio Calabria costeggia Fiumecrati. Il termine dei lavori è previsto però tra 3 mesi. Intanto il fronte contrario alla realizzazione della metro leggera si organizza per una conferenza stampa indetta per mercoledì prossimo, proprio davanti ai cantieri. E c'è anche il Comitato Alberi Verdi che si oppone all'abbattimento degli alberi che insistono sul Viale Parco. Insomma, la metro leggera non è ancora partita, ma è già alle prese con un percorso ricco di ostacoli. Torniamo a parlare della tragedia del Raganello perché ci sono stati nuovi sopralluoghi oggi dei tecnici nominati dalla procura di Castrovillari proprio sulle gole del Raganello, ispezionato un tratto che va dal Ponte del Diavolo in su per circa 700 metri. Vediamo. Ci vorrà del tempo per avere le risultanze del lavoro effettuato, visto che anche oggi c'è stato un nuovo sopralluogo dei consulenti nominati dalla procura di Castrovillari sulle gole del Raganello, dove lo scorso 20 agosto una piena ha travolto ed ucciso 10 escursionisti.
rilievi topografici ma anche ulteriori verifiche lungo il corso del torrente. Gli esperti hanno ispezionato un tratto di circa 700 metri dal Ponte del Diavolo in su. I consulenti e i rilevatori sono andati oltre le sezioni dove sono stati investiti gli escursionisti che si trovavano nel letto del torrente. Fra loro il professor Paolo Veltri, direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile e ordinario di Costruzioni Idrauliche dell'Università della Calabria, il professor Roberto Gaudio, vice direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile dello stesso Ateneo e ordinario di Idraulica Fluviale, l'ingegnere civile idraulico Giuseppe Vigiani, esperto conoscitore della zona, e una squadra di rilevatori assistiti da una decina di unità del soccorso alpino della Calabria. Così è accaduto quel tragico giorno e soprattutto poteva essere evitato. Di chi sono le responsabilità, se ci sono? Interrogativi che cercano risposta, perché un giorno di spensieratezza e gioia si è trasformato in dramma per molte famiglie che non vedranno più tornare a casa i loro cari. Parliamo adesso di cronaca, perché resta in carcere l'uomo accusato di violenza sessuale ai danni di una tredicenne. Oggi c'è stato l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Cosenza. L'abuso sarebbe avvenuto nei pressi della stazione di Vaiolise. Si è avvalso della facoltà di non rispondere il 42enne accusato di violenza sessuale ai danni di una tredicenne. Oggi il GIP del Tribunale di Cosenza ha convalidato il fermo e ha emesso nei suoi confronti un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo è accusato di violenza sessuale, sequestro di minori e rapina. Massimo riservo da parte degli inquirenti sulla delicata vicenda. La ragazzina, dopo gli abusi subiti, è finita in ospedale. Una storia sulla quale i carabinieri di Cosenza, coordinati dalla procura, stanno cercando di fare piena luce. Teatro dello stupro, la stazione ferroviaria. Secondo quanto si è appreso, la tredicenne era insieme ad un ragazzo di 17 anni affetto da autismo. Nei pressi della stazione di Vaiolise a Cosenza avrebbe incontrato il presunto orco che l'avrebbe violentata nei parcheggi sotterranei. Il ragazzo, che era insieme alla tredicenne, sarebbe stato costretto ad assistere alla violenza. Il 42enne, che avrebbe anche sottratto del denaro ai due ragazzini, è stato subito fermato dai carabinieri. È già noto alle forze dell'ordine per rapine, furti, scippi. La sua dimora abituale è proprio quel parcheggio sotterraneo della stazione dove venerdì scorso avrebbe abusato della tredicenne. Le indagini vanno avanti, ma intanto per l'uomo si sono aperte le porte del carcere. E il capo della Protezione Civile Nazionale Borrelli al campo raduno dei volontari che si è concluso alla Mezzia Terme. Puntiamo a migliorare, ha detto, il sistema di allerta meteo. 3 giorni dedicati al volontariato e alla protezione civile. Alla Mezzia Terme, presso la Fondazione Mediterranea Tirina, oltre 1.200 persone hanno partecipato al secondo campo raduno con esercitazioni, laboratori, dibattiti e corsi relativi a tutto ciò che inerisce interventi di emergenza. Il capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, ha sottolineato il ruolo fondamentale dei volontari. Il fatto di conoscere il territorio, di conoscere quelli che possono essere i rischi, e quindi essere pronto a intervenire soprattutto per fare attività di prevenzione e informazione della popolazione. Noi puntiamo molto sull'esempio che i nostri volontari possono dare per tutto il resto dei cittadini. Poi un passaggio sul nuovo sistema di allerta meteo che è stato richiesto in Calabria a gran voce dai sindaci dopo la tragedia alle gole del Raganello. Lo voglio e lo vogliamo come sistema di protezione civile. Il primo obiettivo che ho indicato al Presidente Conte il 13 di giugno, quando ho inviato un documento al Presidente su quelle che dovevano essere le linee programmatiche dell'azione del Dipartimento della Protezione Civile, del Servizio Nazionale di Protezione Civile, al primo posto vi è una piattaforma nazionale di allertamento, proprio per venire incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini in primis e anche dei sindaci che oggi hanno la responsabilità diretta di informare i cittadini. A partecipare all'incontro anche il presidente di Anci Calabria Gianluca Calli, poi il sindaco di Civita Alessandro Tocci, il quale ha voluto tra l'altro ricordare l'impegno della protezione civile in occasione del dramma del 20 agosto scorso. Il gesto simbolico di questo volontariato
di questa giornata del volontariato alla fine è mettere a disposizione dei sindaci, che sono l'anello debole della catena nel sistema di protezione civile, i sindaci, avere a disposizione questi nostri 4.000 volontari che sono distribuiti capillarmente su tutto il territorio regionale. In una regione come la Calabria molto esposta ai rischi naturali, è stato sottolineato, è importante investire nel volontariato e nei sistemi di protezione civile. Noi stiamo investendo molto sul volontariato, stiamo ricostituendo la rete del volontariato diffusa sul territorio. Queste 3 giorni è una 3 giorni appunto per mettere in sinergia le associazioni del volontariato che operano su tutto il territorio regionale, ma anche per un addestramento, per appunto amalgamare alla protezione civile regionale quella che è un braccio fondamentale che è il volontariato. Adesso parliamo del garante dei detenuti che ha fatto visita alla tendopoli di San Ferdinando, fatti passi in avanti, ha detto. Mauro Palma ha visitato l'area attrezzata per lavoratori migranti, l'appello poi al Ministro del Lavoro per contrastare il caporalato. Il garante nazionale dei diritti dei detenuti, Mauro Palma, ha visitato ieri la nuova tendopoli di San Ferdinando. La struttura è gestita dalla prefettura di Reggio Calabria e ospita al momento circa 500 persone. La presenza, ha spiegato il sindaco Tripodi al presidente Palma, varia in base alle campagne agricole stagionali. In questo momento, infatti, molti immigrati sono impegnati fuori dalla Calabria nella raccolta dei pomodori. L'impressione generale del garante, sostiene, è stata di un significativo passo in avanti rispetto alla situazione particolare che si era determinata in quel territorio. La vita delle persone ospiti, ha spiegato il garante, è soggetta ad una ragionevole regolamentazione come il divieto di accesso ai non residenti e la necessità di richiedere un'autorizzazione a mantenere il posto letto in vista di un'assenza prolungata. Il garante nazionale si è poi recato a fare visita all'altra tendopoli, quella irregolare, che tanti problemi di sicurezza ha creato finora, dove esiste un notevole degrado. Il garante nazionale in questo caso ha auspicato fortemente che l'area attrezzata venga potenziata in modo da eliminare almeno gradualmente contesti di vita collettiva molto rischiosi dal punto di vista della legalità. Questo anche in ragione del fatto che si avvicina la stagione di maggiore afflusso dei lavoratori migranti stagionali con la raccolta delle arance e che in passato, ha dichiarato ancora il garante, si sono verificati gravi episodi come il decesso del gennaio scorso di una giovane donna a causa dell'incendio della sua baracca. Contestualmente il garante nazionale si è augurato che il Ministero del Lavoro e di tutte le istituzioni di controllo aumentino gli sforzi per contrastare il fenomeno ancora molto attuale del caporalato e dello sfruttamento dei lavoratori stagionali. Adesso all'Unical, perché 24 medici hanno iniziato il percorso formativo previsto dal master di secondo livello per l'emergenza urgenza. All'Unical è in corso l'attività didattica del master di secondo livello in medicina di emergenza-urgenza. 24 medici si cimentano con le 1500 ore di attività formativa, lezioni tenute da professori e ricercatori universitari di ruolo ed esperti alle tematiche trattate. Il master è una risposta ai cambiamenti e alla trasformazione che ha interessato nell'ultimo trentennio il mondo dell'emergenza-urgenza. Il master essenzialmente propone una primo approccio all'inquadramento diagnostico delle patologie e dell'azione di primo intervento sull'urgenza sia chirurgica, medica, traumatologica, la verifica della qualità prestazionale rapportata alle linee guida e protocolli terapeutici validate a livello nazionale e internazionale per garantire una preparazione omogenea a tutti gli operatori sanitari che sono impegnati dall'emergenza urgenza. E poi c'è un altro aspetto, cioè una rivisitazione sul piano dell'organizzazione professionale del triage. Oggi si affronta il tema del ruolo del 118 nelle catastrofi con il responsabile della protezione civile Federico Federighi. È necessario approfondire l'approccio e le conoscenze necessarie a ogni sanitario, dice, per operare nella catena del coordinamento della protezione civile. Questa regione sta lavorando molto per sviluppare il suo sistema sanitario, con particolare riferimento al sistema di emergenza-urgenza per la reazione in caso di catastrofe. Il coordinamento è indispensabile. I sanitari fanno il loro insostituibile lavoro applicando le loro professionalità. Ci sono situazioni in cui l'intervento sanitario non può avvenire in maniera pura, ha bisogno
e un supporto tecnico da altre strutture operative del sistema di protezione civile. L'integrazione è inevitabilmente legata al buon coordinamento e la buona integrazione è il migliore risultato. A livello nazionale e in alcune aree della Calabria c'è un problema legato alla carenza di medici del 118. Nella nostra regione ancora questa carenza è limitata diciamo ad alcune zone, addirittura anche qualche mese fa abbiamo avuto un problema di medici in una postazione della nostra provincia. Al momento diciamo la situazione è migliorata, speriamo di provvedere, stiamo cercando anche con il direttore generale di chiedere di fare altri corsi per l'emergenza e far entrare all'interno di questi corsi anche medici che non sono inseriti nella graduatoria regionale, quindi per cercare di aumentare e di allettare anche questi medici verso l'emergenza urgenza del 118. Adesso nella nostra rubrica I 100 secondi di cronaca l'iniziativa del sindaco di Miglierina nel Catanzarese che ha deciso di dare i libri gratis agli studenti delle scuole medie al posto di investire in sagre e feste. Vediamo. Ha tentato di estorcere denaro alla madre, poi di fronte al suo rifiuto l'ha aggredita ferendola con un cacciavite ad una caviglia. Un uomo di 36 anni incensurato è stato arrestato e posto ai domiciliari a Valle Fiorita con l'accusa di tentata estorsione e lesioni. I militari intervenuti nell'appartamento a seguito di una segnalazione hanno trovato la donna terrorizzata e ferita in lacrime. Ha raccontato quanto era accaduto. Il figlio si è poi barricato nel bagno dell'appartamento. Dopo essere stato convinto ad uscire ha ammesso le sue responsabilità. La donna ha raccontato ai militari di continue minacce e vessazioni subite ad opera del figlio. La procura di Vibo ha disposto l'autopsia per accertare le cause della morte di un ragazzo di 15 anni avvenuta a Marina di Nicote. Il ragazzo è stato trovato in fin di vita dai suoi genitori al loro rientro a casa. Immediatamente allertati i sanitari hanno inutilmente tentato di rianimare il giovane. Sul posto anche i carabinieri. L'ipotesi avanzata in un primo momento è stata quella di una congestione provocata da una bibita fredda trovata accanto al corpo insieme a una bottiglia di acqua. Ero evaso nei giorni scorsi da una casa di cura di Monbaruzzo ad Asti, dove si trovava ristretto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Un 53enne è stato arrestato la notte scorsa dai carabinieri della compagnia di Castrovillari. L'uomo è stato trovato dai militari mentre vagava nel comune del Pollino ed è stato condotto nel carcere di Castrovillari. Libri gratis per tutti gli alunni delle scuole medie, ma anche trasporti a tariffe molto vantaggiose per le famiglie numerose. Accade in Calabria, a Miglierina, in provincia di Catanzaro. Parte un esperimento davvero innovativo. Invece di impegnare le risorse in sagre e altre manifestazioni, ha detto il sindaco Pietro Iram Guzzi, abbiamo preferito investire sulla formazione, sul futuro dei nostri ragazzi e quindi anche sul nostro. A proposito di cultura, 3 giorni dedicati ai libri e alla poesia a Casali del Manco in località Pedace per il secondo Festival della Lettura, grande successo per l'iniziativa. 3 giorni dedicati alla cultura, alla poesia, alla scrittura, alla musica, ai cortometraggi, alle mostre nell'elegante cornice del convento di San Francesco di Paola in località Pedace a Casali del Manco per il Reading, secondo Festival della Letteratura che ha incassato il consenso di un pubblico numeroso e attento e il sostegno della Regione. Il valore è sicuramente grande, sia perché vede insieme più associazioni e quindi valorizza la capacità di raggiungere obiettivi comuni. E sia perché in questo caso si valorizza, si fa conoscere, si riapre alla fruizione un bellissimo convento di San Francesco che finora per alcuni anni è stato chiuso. L'iniziativa nata dalla sinergia di 3 associazioni storiche del territorio, Ci Siamo Onlus, Unitar Presile e Prometeo 88, ha l'obiettivo di valorizzare le risorse di una Calabria bella e troppo spesso dimenticata. Il nostro obiettivo è quello di promuovere la cultura, il territorio, le nostre origini. Poi se possa portare economia, quello forse noi possiamo dare questo input, ma poi ci devono intervenire altri soggetti, penso agli imprenditori e ovviamente anche alle istituzioni pubbliche che sono quelle che potrebbero rimettere in moto questo luogo, così come abbiamo fatto oggi noi, potrebbero dar vita a qualcosa di più
continuo. 15 eventi, 52 presenze negli appuntamenti in calendario nei 3 giorni dell'evento, in cui al mattino si è dato spazio alla letteratura e al teatro per i bambini. Nel pomeriggio il pensiero pensante delle pagine scritte ha invitato alla riflessione e al dibattito. La sera, in un'atmosfera raffinata, la musica ha conquistato la scena. Una manifestazione patrocinata da Regione, Provincia, Parco della Sila e Amministrazione Comunale di Casali del Manco. L'amministrazione comunale è vicina a tutti i temi della cultura, ai temi che riguardano la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, e per questo abbiamo messo in cantiere tantissimi progetti e tantissimi eventi che spero abbiano una ricaduta positiva sul nostro territorio. Calato il sipario, resta l'entusiasmo per una scommessa vinta, per un esperimento che si candida a diventare punto di riferimento per il territorio. Ed è stata benedetta con una solenne cerimonia la quinta campana del Duomo di Cosenza, realizzata grazie al supporto della BCC Mediocrati. Una nuova campana che chiamerà a raccolta i fedeli dall'alto della torre del Duomo di Cosenza è stata benedetta proprio nel giorno in cui si celebra la Natività della Beata Vergine Maria, nel corso di una solenne cerimonia che si è svolta alla presenza di centinaia di fedeli. La campana, costruita dalla ditta Merolla, è stata donata alla comunità dalla Banca di Credito Cooperativo Mediocrati, che da tempo ha adottato la cattedrale cosentina. Ci stiamo preparando a questi 800 anni di apertura della nostra cattedrale ed è un momento significativo questo, e speriamo che ci sia l'imitazione di tanti altri benefattori, perché abbiamo bisogno di tante altre piccole cose per abbellire e rendere sempre più accogliente questo Tempio. Il Signore è stato colui che per la prima volta ha fatto sentire il suono ad Adamo ed Eva per la creazione, per la vita, e poi man mano nella storia soprattutto della Chiesa la campana e i campanili sono state sempre un richiamo alla fede, alla preghiera, alla carità per tutta la famiglia. Quindi un grazie veramente di cuore alla BCC Mediocrati che ha reso possibile anche questo momento bello e significativo della nostra Chiesa. È un grande onore per la banca aver contribuito a dotare la torre campanaria del Duomo di Cosenza della quinta campana che mancava, e abbiamo anche digitalizzato anche i suoni delle 5 campane che ci sono nella torre campanaria. Adesso a Rocca Imperiale per la passeggiata che porta fino al castello, emblema della cittadina dello Ionio Cosentino. Rocca Imperiale conclude la stagione estiva 2018 con l'inaugurazione di un'opera strategica di fondamentale importanza che contribuirà notevolmente a valorizzare ancora di più il centro storico. Questa sera si chiude l'estate a Rocca Imperiale 2018. La cosa caratteristica di quest'estate è proprio quella che abbiamo iniziato l'estate il 29 giugno con l'inaugurazione della ex chiesa giù allo scalo, e chiudiamo con un'altra inaugurazione. Questo dimostra l'operatività dell'amministrazione comunale, che non solo pensa a fare le manifestazioni estive, ma unisce la manifestazione estiva all'inaugurazione delle opere pubbliche. La passeggiata, che arriva fino al castello, riqualifica una parte importante del borgo, mette in evidenza gli scorci più belli e favorisce i percorsi pedonali. È un'opera di collegamento importante, ma soprattutto anche un'opera pedonale vivibile, perché è attrezzata e che conduce la cittadinanza e i tanti turisti che ormai frequentano il nostro borgo in un anfiteatro particolarmente caratteristico. Penso che sia un altro tassello che aggiungiamo a quelle che sono state le tante opere messe in campo dalla nostra amministrazione, e soprattutto inizia a prendere corpo quella che è l'idea che nel corso di questi anni abbiamo tentato di costruire di attimo in attimo, soprattutto quella di creare una pista ciclopedonale che dal centro storico raggiunga la Marina. Questa è una sfida vinta, ma altre ancora ne abbiamo messe in campo e abbiamo intenzione di curarne, perché sentiamo forte il desiderio ma anche l'importanza che il centro storico ha nella dimensione turistica che stiamo costruendo unitamente al nostro lungomare.
All'interno della passeggiata, oltre ad una bella area attrezzata per i bambini, c'è anche un anfiteatro recuperato dopo anni di abbandono e che proprio nella serata di inaugurazione ha ospitato la rappresentazione teatrale Miseria e Nobiltà a cura della compagnia Castro Boleto. Parliamo adesso di sport, di calcio, perché in attesa della ripresa del campionato di Serie B il Cosenza testa l'organico a disposizione di Braia con Matera e Virtus Francavilla, prove convincenti per i rossoblù che attendono anche il responso del giudice sportivo sul caso Cosenza-Verona. La voglia di scendere in campo del Cosenza è tanta. La partita non giocata contro il Verona, al di là delle polemiche, degli strascichi giudiziari e della disavventura subita agli spettatori lasciati fuori dall'impianto, ha lasciato la mano in bocca ai rossoblù che volevano esordire di fronte al proprio pubblico con un avversario di primo livello. Appuntamento cancellato o forse solo rimandato. Lo sapremo quando il giudice sportivo emetterà il verdetto valutando l'operato dell'arbitro Piscopo, il reclamo della società Scaligera e le repliche presentate dal Cosenza. Intanto i rossoblù hanno dato sfogo al desiderio di giocare nella 2 giorni dedicata ai test amichevoli, con Matera prima e Virtus Francavilla poi. Piero Braglia ha impiegato tutti gli uomini a disposizione, escluso Gennaro Tutino, per valutare la crescita della condizione psicofisica e dell'affiatamento tra i tanti tesserati. E se nella prima uscita Maniero di Piazza avevano concretizzato la manovra dei lupi, a Brindisi è stato Leonardo Perez a sbloccare il risultato con una bella palombella da posizione defilata e a raddoppiare con il pronto tap-in sulla conclusione di Bearzotti respinta da Turrin. In entrambe le prove il Cosenza ha mostrato un'evidente superiorità nei confronti degli avversari di categoria inferiore e in particolare contro la Virtus buone prestazioni da parte di elementi che nel corso della stagione torneranno molto utili al tecnico toscano. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Proprio in queste ore si sta verificando l'estensione di 2 promontori anticiclonici, uno dal Nord Africa e l'altro dalle Azzorre, che tenderanno ad unirsi formando un'unica figura anticiclonica, che interesserà l'Italia almeno sino a giovedì prossimo. Fino a quel momento, pertanto, il tempo sulla nostra regione sarà per lo più stabile, anche se non mancheranno fugaci episodi stabili lungo il Tirreno fra lunedì e martedì. Martedì, nella notte a cavallo con lunedì, possibili rovesci al largo del Tirreno, che potrebbero localmente interessare le relative coste. Durante la giornata avremo invece cielo poco nuvoloso senza fenomeni degni di nota, ad esclusione di qualche rapido piovasco tra Serra Vibonesi e Aspromonte. Temperatura grossomodo stazionaria. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì, mari poco mossi con esclusione del basso Ionio cosentino e di quello crotonese, che saranno mossi. Venti al regime di brezza sul Tirreno, prevalentemente dai quadranti settentrionali deboli a più moderati sullo Ionio. Vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Made in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.